Amici telespettatori, buonasera a tutti, benvenuti in questa favolosa rubrica. Ebbene, questa sera mi trovo a Palermo. A Palermo ho incontrato un ragazzo che ha intenzione di fare una dichiarazione d'amore televisiva. Ciao. Ciao. Allora, ti chiami tu? Giuseppe. Giuseppe, sei di Palermo? Sì, sì. Quanti anni c'hai? 20. 20. Allora, questa sera tu sei a Strano Amore Siciliano, perché? Perché voglio dichiarare un amore per una ragazza. Quindi vuoi fare una dichiarazione d'amore. Questa ragazza di dov'è? Di Palermo? Sì, di Palermo. Come si chiama? Emanuela. Quanti anni c'hai, Emanuela? 17. 17. Va bene. Allora, io ti farò fare questa dichiarazione d'amore. In questo momento sei in televisione, ti stanno guardando tutti e molto probabilmente ti starà guardando pure Emanuela. Appena te lo dirò io, tu farai la tua dichiarazione d'amore rivolta ad Emanuela, va bene? Ok. Puoi parlare. Allora, Emanuela, voglio dirti che sei stupenda. Nonostante tutto quello che fai, nonostante tutto, io voglio dirti che sinceramente mi sto innamorando di te, che ti voglio troppo bene, che sei stupenda, e c'entra. Questo è quello che voglio dire, che mi stai facendo impazzire. Tutte cose, è questo quello. Perfetto. Emanuela, se in questo momento stai guardando la registrazione, allora cerca di contattare al più presto possibile Giuseppe, 20 anni, che sta aspettando appunto la tua risposta. Dico bene, Giuseppe? Certo, sto aspettando la risposta. Lei, ascolta, una cosa importante, lei lo sa il tuo numero di cellulare? No, ci sentiamo, messaggiamo, eccetera, però... Non ti sei mai dichiarato? Siamo a freddo, però lei mi ha detto di mi deve Tu dare ti sei il tempo- stancato praticamente di fare le cose a freddo e vuoi fare un po' di lei mi ha caldo? detto mi deve dare il tempo di pensare, eccetera, capito? Quanto tempo è questo fatto? Che è successo? Qualche un mese, così. Quindi già il tempo è passato. Sì, vabbè. Ed è ora della però io risposta. ho ancora pazienza, quindi Certo. vi posso dire che nonostante tutto... Però se ti darebbe la risposta il più presto possibile, per te sarebbe meglio. Certo. Lavori meglio, Perché pensi meglio, penso meglio, perché tutto il giorno dormi penso a meglio lei, soprattutto. C'entra. Perfetto, per cui Manuela, ti raccomando, fatti sentire con Giuseppe, perché Giuseppe è qui e sta aspettando la tua risposta. Questo è tutto da Alberto, uno ciao grande da Giuseppe. Ciao, strano amore. E ciao da Alberto. Ciao ciao. Io te lo posso dire. Allora, Manuela, scusa, intanto tutte, scusa, buonasera. Guarda, che è mio figlio. Non è un pezzo di mezza strada, lei non è che deve sentire una cosa tutta lei. Qua ci sono tanti sacchi di ragazze, non che pensa lei sono in Italia, solo un'unica picciotta. Lui ha un sacco di ragazze, io proprio a mio figlio, io ce lo dico, papà, non ce le metti contro di queste ragazze, perché sono niente. Io ho proprio 45 anni, in 45 anni, ti dico quante ragazze sono sposato, ti dico quante ragazze ho conosciuto, tu non ti immaginavi, io ancora non ti ho conosciuto a lei. Senti, io te lo dico come un padre, poi a me quello che può fare, può fottere io un altro, a me non interessa niente, l'importante è che è mio figlio, basta. Mio padre vuole spiegare che, allora vuol dire che io ho altre ragazze. Non sei solo tu. Non ho solo, tipo, come ragazze, ce ne sono altre, giusto? Questo non è il problema. Ma siccome io purtroppo sono bloccato con questa ragazza, anche pure che ci sono altri, voglio solo a questa purtroppo, capito? Mio padre è rimasto, dice, ma tu hai altre ragazze, eccetera, che ti vogliono, eccetera. Ma io mi vengano a cercare, eccetera. Ma io gli ho detto, io voglio spiegare quello che voglio spiegare a mio padre, che io ho la testa di una persona. Non posso stare con un'altra, capito? Questo che voglio dire. Sì, però amico, figlio mio, se te sei una persona e fa soffrire a te, non l'ho capito. Vabbè, pazienza, quella mi dimostra qualcosa. Non ce n'è pazienza. Che devo fare? Pazienza non ce n'è, così, pazienza non ce n'è. Se vuole una persona deve aspettare, quindi io aspetto. Ma quando deve aspettare? Mille anni? Quando muori tu? Aspetta, fino a quando mi stanco, però aspetto tu questo. muori. Non c'è niente da fare. Scusa Manuela, Manuela quanti anni 17. hai? 17. Sì. Io conosco la ragazza fino a 26 anni. Chi ancora 17 ancora gioca i carte, i pallini. 17 anni. Comunque, ciao Manu, sei stupenda, un bacio. Ciao Manuela. Oh yeah!